Tra gli argomenti principi di questo tipo di manifestazione e proprio della giornata di oggi, sicuramente l'attenzione alla pulizia della macchina per il caffè, tutto quello che ne può conseguire in termini di qualità poi del prodotto che viene proposto al consumatore. Voi da anni lavorate anche su questo. Sì, praticamente noi questo percorso l'abbiamo iniziato 4 anni fa con Gaetano Bongiovanni, che ci ha proposto e ci ha invogliato a commercializzare questi prodotti. Sì, è vero, abbiamo iniziato, però all'inizio abbiamo trovato tante difficoltà. Oggi dico che grazie al lavoro del professor Bongiovanni, grazie al nostro lavoro, iniziano i nostri clienti a captare il messaggio che è fondamentale. Pulire giornalmente la macchina del caffè per avere dei risultati ottimi per la riuscita del caffè. Anche perché poi capita, e te lo spiegano anche in queste occasioni, che in un bar magari ti offrano un caffè con una sorta di retrogusto salmastro, piuttosto che insomma comunque differente da quello che ti aspetteresti. Vuol dire che la macchina non è stata pulita. Sì, la macchina va pulita in tutte le sue parti ogni giorno, perché il caffè, come spiegavano prima, fa dei grassi e rende il sapore del caffè rancido. Quindi è fondamentale che il barista tutte le sere a fine servizio pulisca la macchina in tutte le sue parti. E chiaramente ci sono delle linee appositamente studiate. Ci sono delle linee che noi commercializziamo della Pulicaf, specifici per ogni parte, che devono essere usati in modo corretto per avere dei buoni risultati.